Buongiorno amici di Calcio Napoli 24 Live, un saluto da Vincenzo Credino. Fatemi settare un po' con la sedia, così vedete, ecco, vedete, così l'inquadratura va ad essere un po' più riempita. Salutiamo tutti ovviamente, tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Dovrebbe esserci Bruno Galvan all'ufficio stampa, però chiedo conferma tra qualche minuto. Ovviamente siamo nel giorno di Ajax Napoli e la nostra trasmissione quest'oggi procederà proprio in questa marcia di avvicinamento verso la gara di questa sera con le ultime di formazione. Il collegamento con Amsterdam con i nostri inviati sarà continuo, grazie al nostro Biagio Barone in cabina di regia. Ci collegheremo invece con Emanuele Bernardo e Marco Lombardi lì in Olanda. Ed oggi tridente di Calcio Napoli 24 Live, alla mia destra Riccardo Catapano. Buongiorno Riccardo. Io faccio un po' più di copertura però rispetto a voi che Non magari con caratteristiche andate un diverse. po' più in attacco. Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a Biagio Barone in regia, buongiorno a Bruno Galvan e buongiorno al Bomber, in questo caso è il Bomber. Ti avevano richiesto in chat nei giorni scorsi, ce l'abbiamo di nuovo qui. Buongiorno ad Alessandro Marrazzo. Ciao Ale, ben ritrovato. Come stai? Bene, grazie. Bene, a proposito di Bomber, andiamo subito col sondaggio qui interno. Cavani Higuain. Ce lo togliamo subito. Higuain, ragazzi. Allora, fate tutte, però non potete dire tutte e due Higuain. Higuain. Ho capito, tu dici Cavani. Io dico Cavani, però poi sai, Diciamo Higuain. volevo Allora che fa? Dico, fare un po' di dibattito tra te e Alessandro. io non ho visto Careca, io faccio Careca allora. Io Careca l'ho visto, guarda, lo ricordo anche abbastanza bene, che sono stati anni importantissimi ovviamente per il Napoli, però per me Higuain è Higuain. Io sono Senza d'accordo. nulla togliere ovviamente a Careca, che è assolutamente e a Cavani, che sono stati ovviamente due bomber eccezionali. Quindi signori, per chi quest'oggi si aspettava una trasmissione di dibattito, Cavani, Higuain, niente dibattito. No. Saluti a Gonzalo Higuain, però il dibattito potrebbe esserci sul discorso simpatia, sul discorso emozione, nel senso che quello che ha fatto dopo essere andato a Napoli ha cambiato un po' la percezione vostra, l'affetto, chiamiamolo così, anche semplicemente da tifoso verso Gonzalo Higuain. Ma sì, anche Cavani è andato via, anche Quagliarella. Però non alla Juventus. Il problema è quello, dove è andato, anche se ricordate i fischi di Cavani alla prima amichevole che è stato no. qui, poi la stessa cosa con Quagliarella, poi è stato rivalutato. La questione è che Higuain non è stato mai effettivamente rivalutato. È ovvio, eravamo a Di Mano, se ti ricordi, sia l'estate che arrivò Higuain Che quella quando è andato via. Quando l'estate dell'asteroide, È tutto in diretta, vedi, se- facciamo. no, Cioè, no, abbiamo il dei microfono problemi. perché non va bene il Non va microfono. bene. Alessandro Marrazzo non lo sentiamo. Ecco, non Perfetto. sentiamo Ale, quindi andiamo con Quindi Ale. insomma Non è so dove tutto sono live. rimasto. È tutto Non so dove live. sono rimasto, Vai Ale, però facci una canzone. Ciao però no, ricordo l'estate in cui... Va bene adesso Biagio? Si sente? Adesso si sì, sente? Posso proseguire, sì. Può proseguire, può proseguire. Niente, si è capito che preferisco Higuain. Se penso. allora, Ok, sì, cioè, su Alessandro quello Marrazzo siamo... preferisce Higuain. Ricordo sia l'estate che è arrivato, che eravamo a Di Mario e Te Vincenzo, sia l'estate che è andato via. Ovviamente la delusione è stata tanta. Probabilmente io non so, ho una concezione un po' di tifo, ognuno ovviamente può tifare A questo punto devo sedere anche un po' più verso destra, ce la fai? verso di te. Sì, Ok, un po' verso più di te. interno, così stai un po' più Ok, centrato nell'inquadratura. tutto in diretta, ragazzi. Diamo poi l'opportunità a Biagio Ok. di sentare anche i Ok, vari ok, primi piani. perfetto, vai Biagio. Stavi parlando di Se mi quando è interrompete arrivato ogni- Higuain e Ok, di quando è andato via. Ricordo, ci sono rimasto veramente talmente male, ma riesco comunque, ho imparato col tempo, forse per il mestiere che facciamo, a scindere un po' le emozioni da quelli che sono ovviamente i giudizi tecnici, tattici, sportivi, quello che è. Per me Higuain insomma ha fatto veramente delle cose eccezionali, non solo in maglia Napoli, ricordiamo. Faccio la stessa domanda a Riccardo Catapano e poi chiaramente andiamo anche in collegamento con il nostro Marco Lombardi ed Emanuele Bernardo, che tra l'altro hanno anche una sorpresa. Ah, vedi? Anche lì sempre tra gli spazi, immagino. Bravissimo, chi avesse seguito la puntata di ieri ha colto la già situazione. ha colto. Allora, per quanto riguarda Higuain, io credo che, come diceva Alessandro, le cose vanno scisse. C'è un piano calcistico e un piano emotivo per quanto riguarda Gonzalo Higuain. Dal punto di vista calcistico,
io confermo ciò che ho detto, da quando segue il Napoli è l'attaccante più completo che ho visto, sia tecnicamente che per fame, per gol, per visione di gioco, per tutto. Dal punto di vista emotivo ha dimostrato sicuramente delle lacune, delle carenze, non parlo solamente della scelta magari di andare alla Juventus, l'abbiamo vista la fragilità anche emotiva di Gonzalo Higuain, ci ricordiamo anche quell'Udinese-Napoli, quell'espulsione dello stesso Higuain che di fatto impazzì in mezzo a, se non sbaglio, 3 giornate di squalifica. Io credo che il dovere, se me lo chiedi come giornalista, scindendo le due cose, è solo dal punto di vista tecnico e anche intelligenza tattica, Higuain sia stato il miglior centravanti che ci sia stato a Napoli. Carega purtroppo non l'ho potuto vedere dal vivo, quindi direi un qualcosa secondo me di non centrato. Dal punto di vista emotivo ci sono tanti retroscena anche sull'addio di Higuain al Napoli, che magari ancora non sono stati evidenziati, quindi occhio, il famoso "est tu culpa", che ci ricordiamo tutti quanti, occhio a dare solamente la colpa a Higuain. Certo, ha scelto la Juventus, il modo in cui è andato alla Juventus fa un po' discutere. Come in passato vi ho detto, non fu così repentino il passaggio alla Juventus. Ci sono dei retroscena di mercato che videro anche altre possibilità non accolte poi dal Napoli. Possiamo dire che c'è qualcuno che stappò una bottiglia quando Higuain partì? Sì? Il retroscena di Di Maro, ecco, per quello appunto, facevo quindi riferimento, ed è anche diciamo normale. chi, però qualcuno ha stappato una bottiglia quando Higuain è andato alla Juve. Però diciamo anche quello, cioè che a livello, scindendo il lato emotivo dal lato sportivo, Certo, fu effettivamente anche per la società un grande, perché ricordate l'età di Higuain, 30 anni passati, e insomma Sì. una plusvalenza veramente molto molto importante, 94 milioni, insomma, ricordiamo la clausola rescissoria, quindi voglio dire, non fu l'unico l'argentino a goderne. Poi certo arrivò Milik, ricordo le prime 7 giornate, 7 gol, la doppietta al Milan, insomma, e anche lì già cominciamo a dimenticarci un po' di Higuain. Poi ovviamente quell'1-0 al San Paolo, io ero presente lì sotto una bordata di fischi, è sua colpa, insomma sono state tante cose, però bisogna anche ammettere che un assoluto protagonista dei 2 scudetti alla Juventus fu proprio Gonzalo Higuain. Il gol del 3-2 all'Inter l'ha segnato lui, che di fatto poi, sì, nonostante tutto quello che ci sia stato lì, è passato però in secondo piano, però insomma è stato uno fondamentale, veramente fondamentale. Allegri lo ha sempre detto, probabilmente ad Allegri, nonostante abbia Vlahovic, manca proprio un attaccante alla Higuain. Siamo pronti per andare in Olanda e dare il buongiorno, credo che sia Piazza Dam, vado a occhio così, a Marco Lombardi. Guarda Marco, che tridente ti accoglie oggi a CN24 Live. Assolutamente sì, un tridente inedito a cui vanno i miei saluti, ovviamente saluto te Vincenzo, Riccardo e Alessandro qui da Piazza Dam. Avevi visto bene Vincenzo, siamo proprio nel centro della cittadina qui olandese. Raccontaci le ultime ore tue, vabbè, la notte togliamola, la tua Emanuele Bernardo, però dico le ultime ore tue e del Napoli, questo sì. Assolutamente sì, ieri la squadra azzurra è giunta in città all'aeroporto di Schiphol intorno alle ore 18, poi immediato il trasferimento allo stadio, all'Amsterdam Arena, dove appunto c'è stato il walk around degli azzurri, poi la conferenza stampa di Spalletti e Meret, che ovviamente ha dato anche qualche indicazione su quanto accadrà questa sera nella gara valida per il terzo turno di Champions League fra Ajax e Napoli alle ore 21, ricordiamolo, e appunto poi il ritorno in albergo. Questa mattina una specie di risveglio muscolare con una mini rifinitura tattica per quanto riguarda gli azzurri di Spalletti che ha appunto preannunciato 2 o 3 cambi per quanto riguarda la formazione ufficiale di questa sera. Credo che potrebbe esserci anche spazio per Simeone, ma questo poi magari lo chiederemo a breve a un nostro collega che è qui presente, con cui
tra l'altro voglio farvi anche interloquire, mentre per quanto riguarda l'Ajax di Schröder, ieri anche lui in conferenza con Berghuis c'è stato sono state molte domande in merito all'andamento un po' altalenante dell'Ajax nelle ultime partite. Ci sono state domande sul pareggio contro i Go Ahead Eagles, pareggio che ha gettato nello sconforto la tifoseria nonostante l'Ajax sia al secondo posto, ma anche di questo voglio diciamo, chiedere conto a cosa ne pensa il nostro collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, a cui tra l'altro adesso do anche tutto in diretta l'auricolare, così potete porgli le domande del caso. Ciro, questo Ajax che appunto giocherà contro il Napoli, c'è un po' di scoramento per i tifosi dell'Ajax. Innanzitutto qual è il tuo pensiero in merito e poi qual è il tuo pensiero anche sull'atmosfera che si vive in città? Abbiamo visto parecchi tifosi azzurri, magari poi dopo daremo anche ulteriori dettagli in merito, però partiamo dall'Ajax. Sì, l'Ajax è sempre una squadra forte, organizzata, ha un'identità di gioco che non cambia, però ovviamente ha fatto moltissimi cambi, dall'allenatore a 5-6 giocatori, più del Napoli, perché il Napoli almeno l'allenatore l'ha tenuto, che è un punto fermo a cui aggrapparsi. L'Ajax ha cambiato, ha salutato l'area Ten Hag, ha ceduto Lisandro Martinez, Anthony, Gravenberch, Mazraoui, mezza squadra, l'ossatura praticamente di questo gruppo, senza considerare poi le cessioni che aveva fatto già negli anni precedenti, compreso De Ligt. E quindi quando cambi così tanto qualche battuta d'arresto la puoi fare. Ne hanno fatte un paio in campionato che hanno creato questo malumore, perché ieri in conferenza stampa l'hai visto, no? Tante domande forti, le parole di Klassen di sabato sera, e questo ha creato, però per me siamo alla normalità. L'Ajax è seconda, mi sembra, a un punto alla Z Alkmaar in Eredivisie, in Champions League ha vinto con Rangers e perso all'ultimo minuto ad Anfield. Mi sembra proprio la normalità, anzi per me dovrebbero essere orgogliosi della gara che hanno fatto ad Anfield, perché il Liverpool non è quello della sera col Napoli, il Liverpool verrà fuori alla distanza, e quindi credo che come tutto il mondo del paese, e quindi lo scoramento è eccessivo rispetto a quello che poi presenta la classifica sia in Olanda che in Europa. Riguardo alla seconda domanda che mi hai fatto sull'atmosfera, era inevitabile, 2,6 biglietti sono pure pochi rispetto a quello che chiunque ha visto il girone a Glasgow era complicata un po' a livello logistico, poi dopo è diventata proprio inaccessibile. Liverpool ormai si è creata quella cosa come il tifoso c'è già stato, no? Tra Europa League, Champions League, questa era quella cerchiata in rosso tra le trasferte da fare, quella più sentita dai tifosi, ed è inevitabile che secondo me c'è anche qualcuno in più, come ne parlavamo prima, qualcuno senza biglietto purtroppo l'abbiamo beccato, c'è anche qualcuno in più rispetto a quelli che dovevano esserci. Tra l'altro ho sentito anche di tifosi del Napoli in tribuna, quindi non saranno mai soltanto i 2,6 del settore ospiti, molti vivono qui o nelle vicinanze, a Bruxelles c'è un club molto folto di tifosi del Napoli, molti sono arrivati su aeroporti e arrivano su aeroporti vicini, Charleroi per esempio, quindi prepariamoci ad un'invasione. Proprio a tal proposito, tra l'altro, prima di restituire linea poi a voi allo studio per le vostre domande, numerosi tifosi giunti senza biglietto che sono riusciti però ad acquistare dei tagliandi a prezzi gonfiati sulle solite piattaforme che conosciamo bene e che purtroppo esistono e sono ancora legali, non so come sia possibile, ma quindi ho avuto testimonianze dirette di svariati tifosi che hanno acquistato biglietti a prezzi esorbitanti, ovvero 400 euro per un biglietto nel settore, in uno dei settori dedicati ai tifosi dell'Ajax, quindi speriamo che tra l'altro questa nutrita presenza di tifosi azzurri nei settori non destinati al settore ospiti non crei ulteriori disagi, e magari, non so, se avete anche domande in merito, siamo lieti di rispondere. Prima Riccardo Cataman.
Sì, ragazzi, ovviamente mentre parlavate poi ho visto anche dei tifosi del Napoli che scorrevano alle vostre Sì. spalle, quindi vi chiedo meno proprio male. effettivamente il clima, perché c'era preoccupazione, anche come sempre le forze dell'ordine hanno messo in guardia, eccetera, eccetera, eccetera. Vi chiedo proprio se questa macchia azzurra già si è palesata dalle parti di Amsterdam e se il clima comunque in questo momento risulti ancora, tra virgolette, amichevole. Ciro. Guarda, finora non ho visto episodi particolari. Da ieri sera abbiamo visto tantissimi tifosi del Napoli. Ovviamente il tifo organizzato non c'è ancora, arriverà in giornata. Sappiamo che c'è quando negli ultimi anni, quando si sono affrontate squadre italiane e squadre olandesi, un po' di problemi ci sono stati. Anche per questo, tra l'altro, questa storia dei biglietti falsi è una storia che si ripete, falsi o come le vogliamo chiamare, perché mi ricordo è successo a Utrecht in Europa League, sembra una vita fa, 12 anni fa mi sembra era, e è successo a Rotterdam 5 anni fa. Quindi c'è qualcosa che non va nel riguardo ai biglietti. Forse per questo motivo l'Ajax ha preteso quel meccanismo arcaico e antiquato e vergognoso dei biglietti fuori allo stadio, le file, nel 2022 ancora il tagliando cartaceo, con tifosi che abitano magari al nord in Italia e sono dovuti venire o fare le deleghe. Vabbè, sapete tutto quello che è accaduto. Finora è tutto tranquillo, ovviamente è una situazione che va monitorata. Tra l'altro all'esterno poi dello stadio ci sono, diciamo, svariati posti in cui potrebbe essere possibile l'incontro fra le varie tifoserie. Speriamo che le forze dell'ordine facciano il loro dovere. In tantissimi tra l'altro mi hanno chiesto sia sui social che qui in giro in città fra ieri sera e stamattina dove alloggiasse il Napoli, perché appunto molti dei quali non sono riusciti ad acquistare il biglietto vorrebbero quantomeno andare a fare, diciamo, un saluto alla squadra e a caricare prima del match, e beffa nella beffa, il Napoli alloggia in un hotel di fianco all'aeroporto, quindi molto fuori dalla città, e alla scoperta di questa notizia quasi tutti sono arresi su questa possibilità di andare a rendere saluto appunto alla squadra in partenza poi per lo stadio. Probabilmente questa sera il programma prevede tra le ore 18:30 e le 19 la partenza verso lo stadio, che tra l'altro è dalla parte totalmente opposta della città rispetto all'albergo del Napoli. Alessandro. Ciao Ciro, no, volevo sostanzialmente chiedere, a me preoccupa un poco, lo diceva bene Ciro prima, quella che è la tradizione europea dell'Ajax, cioè l'Ajax, al di là di quello che fa in Eredivisie, l'Olanda in Europa è l'Ajax, quindi è sempre stata capace di grandi prestazioni a livello europeo. Tra parentesi, vedendo l'ultimo pareggio fatto dai lancieri in Olanda, insomma un bel po' di turnover è stato fatto. Cosa ti aspetti quindi da quella che potrebbe essere la formazione dell'Ajax contro il Napoli di stasera? No, io mi aspetto l'Ajax modello Champions. Modello Champions ha per esempio Kudus centravanti, che Copenaghen faceva la mezzala, ragazzo ghanese molto, molto bravo, ha fatto gol ad Anfield. Mi aspetto quindi l'Ajax magari anche un po' più attento col 4-3-3, quindi con un centrocampista in più, e con i giocatori che stanno giocando di più in Champions League, quindi lui ha fatto riposare, vado a memoria, Tadic, Bergwijn, Taylor sabato sera. Poi lo diciamo ieri, non è che hanno giocato gli scappati di casa, vero? Hanno giocato Campos, Klassen, Grealish. Quindi, però mi aspetto diciamo che quei 3-4 cambi che ha fatto in Champions League siano funzionali per vedere stasera quelli che invece giocano, cioè i titolari, vai, mettiamola così, mentre per esempio non ha cambiato nulla in difesa, e mi aspetto la conferma dei 4 Rensch, Timber, Bassey e Blind, che sono i titolari e che credo di vedere anche stasera. Però una domanda la devo fare ad entrambi. È ovvio che stasera non ci sarà, quindi non è al centro della scena, però si stanno creando parecchi dubbi su Osimhen. Voglio chiedere ad entrambi quali sono le vostre notizie in merito, se sta procedendo secondo tabellino il suo recupero, se contro la Cremonese potrebbe scendere in campo.
Io credo, e penso che tra l'altro anche Ciro sia concorde, ma poi glielo chiederemo ovviamente, credo che lo vedremo in campo contro l'Ajax sicuramente settimana prossima. Con la Cremonese mi auguro e spero che almeno venga convocato anche per dargli poi quella, un po' fargli risentire quel ritmo prepartita, la trasferta e tutto ciò che concerne il piano gara, ma sono fiducioso che possa quantomeno rientrare a pieno regime o comunque quasi a pieno regime per la gara contro l'Ajax di settimana prossima, esattamente fra 8 giorni, e quindi rivederlo poi in campo, dove tra l'altro appunto si infortunò in casa contro il Liverpool. Ciro, tu che ne pensi? Sì, il piano è sempre stato questo, poi qualcuno ha sperato di portarlo anche qui, ma il piano è sempre stato di mercoledì prossimo a pieno regime al 100%, magari anche dal primo minuto, abile e arruolabile, e magari uno spezzone a Cremona per cominciare a fargli sentire il ritmo partita. Io credo che il piano sarà rispettato. Penso che avrebbero potuto anche forzare e portarlo ad Amsterdam, ma vogliono fargli fare allenamento in questi giorni. Probabilmente il Napoli è qui, lui è a Castelvolturno a fare allenamento. Credo che al ritorno della squadra, tra l'altro che parte stanotte, quindi subito dopo cioè praticamente qualche ora dopo la partita, che possa poi fare allenamento gradualmente, portarlo in gruppo tra giovedì, venerdì e sabato, e esserci poi a Cremona come arma alla panchina, e mercoledì essere in campo dal primo minuto contro l'Ajax, perché ricordiamolo, il Napoli in queste due partite potrebbe già mettere a posto la qualificazione agli ottavi di Champions e dedicarsi nelle ultime due gare alla lotta per il primo posto, quindi uno scenario impensabile un mesetto fa. E ovviamente c'è da affrontare una squadra forte che soprattutto stasera in casa sua non sarà assolutamente facile affrontarla. Spalletti l'ha detto, se saremo straordinari in questi 8 giorni riusciremo a qualificarci, a passare il turno già aritmeticamente, dando anche un po' quello che è il programma di giornata sia per voi che per i nostri telespettatori e lettori sul nostro portale. Alle ore 15 saremo dal campo del training center dell'Ajax per Ajax Napoli della Youth League alle ore 15, ricordiamo, quindi gli azzurrini di Frustalupi hanno perso le prime due partite, ma hanno comunque qualche chance di continuare il sogno in Youth League, perché sono a 0 punti, però le altre squadre, 2 squadre a 3 punti e una a 6. Poi subito dopo la Youth League ci dirigeremo allo stadio per prendere possesso della zona. Poi alle ore 19 il prepartita di Ajax Napoli, ovviamente con il nostro Emanuele Bernardo al di là della camera. Poi durante la gara la live reaction con Ciro Novellino in studio, i collegamenti con noi dallo stadio per dei collegamenti telefonici. Poi il post partita con le conferenze stampa di Luciano Spalletti e Schröder. Ricordiamo che Spalletti parlerà per primo, quindi sarà il primo dei due a intervenire in sala stampa, motivo per cui invito i nostri telespettatori a restare incollati agli schermi, perché sentiremo immediatamente le parole di Luciano Spalletti, anche perché poi, come ricordava Ciro, il Napoli partirà immediatamente dopo aver lasciato lo stadio, si dirigerà prima in hotel e poi all'aeroporto per prendere il charter che li riporterà in Italia. Tutto chiaro ragazzi, fateci sapere se riusciamo a risentirci a margine della gara di Youth League per parlare anche un po' della primavera del Napoli. Attendiamo tu e Marco. Un'ultima nota di colore ragazzi, stanno arrivando tanti messaggi che vi chiedono della vostra notte lì ad Amsterdam. Io penso che queste cose siano private, cioè nel senso, una volta che si lavora, si lavora anche 10-12 ore al giorno quando si va in trasferta, poi quando si lavora ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi non voglio chiedere a Marco Lombardi e a Ciro della loro notte, gli voglio chiedere della notte di Emanuele Bernardo. Aia. Ah, ok. La notte di Emanuele Bernardo hanno tirato un sospirone di sollievo. Molto tranquillo. No, stamattina quando ci siamo svegliati mi ha detto che ha avuto 2 incubi, quindi non so cosa abbia sognato, però mangiato troppo. Di sicuro. Vabbè, ditegli di postare una Probabilmente ha foto, segnato però. Salvio in quelle due. Salutiamo il nostro editore, grande Ciro Troise. Ciao ragazzi, un abbraccio, buon lavoro. Ragazzi. Grazie mille, a dopo ragazzi. Ciao ragazzi, ringraziamo Emanuele Bernardo, ovviamente Marco Lombardi, salutiamo
Ciro Troise, e tra un po' adesso siamo pronti per ascoltare Spalletti. Chiedo ad entrambi qual è la frase di ieri che vi ha, diciamo così, colpito. Qual è il titolo secondo voi della conferenza di Spalletti? Prima Ale. No, vabbè, ma titolo io non vado mai a riassumere un solo titolo per quanto riguarda Spalletti. Mi ha fatto sorridere quando il giornalista olandese gli ha chiesto del punto, se con un punto si potesse ritenere. Lui è rimasto lì per dire no, noi non veniamo qui per giocare per un punto, noi siamo il Napoli, ovviamente dobbiamo giocare per vincere. E, diciamo, è quella la frase probabilmente di Luciano Spalletti. Non si accontenta, per lui ha detto che è un sogno la Champions, è l'habitat ideale per quanto riguarda il Napoli, quindi ci sono vari titoli. Quella faccia di Spalletti però io credo che sia emblematica per dire anche la mentalità di questo Napoli, perché comunque vede affrontare l'Ajax in uno stadio pazzesco, uno dei tempi del calcio europeo. In tanti direbbero siete partiti con 6 punti, 2 vittorie, magari il punto anche in ottica poi del doppio incontro in casa con Ajax e Rangers ti potrebbe andare bene, ma quale punto? Io devo giocare per vincere, che mica vengo ad Amsterdam per un punto. Ecco, questo ti dà anche forse la leggerezza di spirito di questo Napoli, di questo nuovo corso del Napoli. Quindi se mi chiedi proprio la frase la vado a... La tua Ale? Quanto è facciata secondo voi? Se metti che gli dicessero firma per un pareggio. Certo, sì, vabbè, certamente. Certo. No, però il problema... Certo, ma infatti gli facciamo sempre i complimenti a Spalletti sulla comunicazione. Il problema è che non devi dare il messaggio alla squadra. Lui firmerebbe subito, però non può dare il messaggio alla squadra che se ti accontenti del pareggio, andiamo là per lo 0-0 e l'1-1, l'Ajax te ne fa 3. Assolutamente, questo sono d'accordo, Pungolavo, sul fatto che teniamo sempre molto il calcio è bugia, diceva il tuo amico Rafa Benito. Il nostro amico, sono da interpretare ovviamente come sempre le dichiarazioni. No, è un mago della comunicazione, anche detto domani è Natale. Solita, insomma, ogni partita di Champions è sempre Natale, quindi un Natale più che ricorrente, questo no. Lo diceva bene Riccardo, è il modo di comunicare, anche espressivo, anche quella poteva limitarsi alle parole e dire noi, ma già quell'espressione faceva capire che bisogna tenere a questi livelli anche la comunicazione indiretta, cioè tramite la stampa e le conferenze stampa per lo spogliatoio è molto molto importante. Sì. E allora Biagio, per favore, facci ascoltare il sunto delle parole di Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa dalla Johan Cruyff Arena. Mister qui. Allora siamo pronti, cominciamo come sempre col giocatore, quindi con Alex, Corriere dello Sport, Maida. Buonasera, sono qua Alex, buonasera. E vorrei sapere da te cosa è scattato tra la stagione scorsa, l'estate un po' tribolata in cui si parlava di mercato, e adesso che sei diventato uno dei migliori portieri del campionato. Ecco, era solo una questione di fiducia, di possibilità, o c'è dell'altro? Grazie. Ti posso aiutare, perché ora lo faccio giocare. Prima lo facevo giocare, è scattato questo. Ma sì, penso sia un insieme di fattori, non è scattato niente in particolare. Io ho sempre lavorato al massimo in allenamento per farmi trovare pronto, quest'anno sto trovando continuità. C'è stato un misunderstanding, però insomma è sempre il discorso legato al bello della diretta. Quello che era partito era un video legato alla interezza della conferenza stampa di Spalletti, che per carità, per quanto interessante, ci mancherebbe altro. Il giorno dopo meglio sfruttare un sunto sia di Spalletti che di Meret, giusto per darci un po' anche la linea guida rispetto a quelle che saranno le tematiche di questa sera. Riccardo, il duello di questa sera, perché c'è qualcuno, Sal77, Sal in realtà, grande, saluto Sal, che ti scrive in maniera compulsiva come si ferma Kudus, come si ferma Kudus, come si ferma Kudus. Adesso insomma non so perché proprio te lo scrivo a te in maniera così compulsiva, però sicuramente è uno degli uomini copertina di quest'Ajax di inizio stagione. Ricordiamo un centrocampista di fatto, Kudus, che poi è stato adattato a centravanti, sta facendo bene, un attaccante rapido, un bel mancino. Come si ferma Kudus? Secondo me ci devi giocare d'anticipo.
perché anche tecnicamente è valido, però ancora acerbo. Se ci metti un Kim, magari anche con un raddoppio, con l'aiuto poi della mezzala che può scendere, che sia una volta Lobotka, o meglio il centrocampista che sia Lobotka, o della mezzala che sia Zielinski, lo puoi tranquillamente fermare. Io credo che possa andare tanto in sofferenza se gli fai sentire la fisicità di Kim o di Rachmani, in base poi a dove svarierà lo stesso Kudus in attacco. È un giocatore letale se gli concedi spazio, quindi se lo marchi stretto, e il Napoli in questo è molto bravo, puoi effettivamente andarlo a limitare. Però dire che l'Ajax è solo Kudus, no, nella maniera più assoluta. Ci sono tanti giocatori validi, c'è Tadic, ci sono giocatori che ti possono far male, quindi come la presentavamo ieri, Napoli deve fare una partita aggressiva in attacco, perché l'Ajax ti concede spazi, ma sicuramente molto molto attenta in difesa, perché l'Ajax è una squadra, soprattutto dal punto di vista del palleggio, della velocità, della verticalizzazione, che può farti molto male, quindi servirà questa doppia fase importante. E dirò una banalità, sarà fondamentale ancora il lavoro del centrocampo, Anghissà, Zielinski e Lobotka. Temi l'Ajax, ovviamente non che tu sia nello staff di Spalletti, però da addetto ai lavori, da giornalista, l'Ajax è più pericoloso quando ce l'ha il pallone, quindi te lo nasconde, oppure quando non ce l'hai e ti viene a pressare così alto, mettendoti in difficoltà e magari facendoti trovare in situazioni dove perdi il pallone sulla tua tre quarti? Sia il Napoli sia l'Ajax sono due squadre che fanno la loro forza il possesso palla. Chi riesce a avere la vince chi riesce a portare un pressing più positivo. Perché quindi senza il pallone? Sì, nel senso... no, sono d'accordo. Con pure giocatori... a me il Napoli piace tanto quando è senza palla. Si dice che il Napoli la gestisce bene, sì, perfetto. La differenza, sì, come lo porti, perché ovviamente sono squadre che se riescono ad uscire dal pressing, tanto il Napoli quanto l'Ajax, poi ti fanno male, perché sono squadre che pressano con tutta la squadra, quindi di conseguenza anche i due centrali, la partita del Liverpool ne è perfetta come indicazione, poi ti lasciano spazio alle spalle della difesa, e lì se poi riesci a fare l'imbucata, come è successo anche col Torino, alla fine sono tutte squadre che pressano, ma essendo sia il Napoli che l'Ajax due squadre tecnicamente molto valide, possono riuscire ad eludere il pressing, quindi secondo me la vince chi riesce a mettere più difficoltà nel possesso palla e a recuperare magari palla anche molto alta. Nella metà campo avversaria, sì. lì si gioca, perché l'Ajax è pericoloso proprio quando ti viene a pressare e ti va ad otturare quelle che sono le linee di passaggio. Lì sono molto bravi, se recuperano palla poi possono andare in verticale e beccare magari un Napoli non posizionato benissimo. D'altronde, come il Napoli, dicevi tu, ha fatto con il Torino. Chi riuscirà a fare meglio questo, e occhio poi ai calci piazzati, dove il Napoli potrebbe sfruttare la propria stazza. Aggiungo una cosa, in questo senso andrebbe meglio Raspadori più che... Paradossalmente sì, però ascoltando Spalletti 60-30, occhio anche a Raspadori a partita in corso insieme a Politano, che dalla panchina possono essere carte vincenti. Questo ci sta. Sentiamo allora le parole di Luciano Spalletti, un sunto targato CN24. Io purtroppo ho preso in considerazione solo l'Ajax di quest'anno, non quella dell'anno scorso, perché bisogna giocarci quest'anno, non l'anno scorso. E a me sembra che Schröder stia facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Ci assomigliamo molto come tipo di squadra, perché tutte e due amano andare a giocare palla a terra in velocità, a costruire dal basso. Loro hanno anche l'alternativa di questo gioco subito lungo, dove avendo calciatori anche di impatto davanti a livello fisico gli si può scaraventare la palla addosso. Noi su questo dobbiamo spesso creare un verso al modo di attaccare. Però sarà una sfida emozionante, uno stadio magnifico, un club fantastico, e riusciremo
a diventare grandi soltanto facendo delle grandi partite, per cui vogliamo provare a fare questo. Ho bisogno di un punto per cosa? Come ho bisogno di un punto per passare il turno? Lei cerca di distrarci. Nee. Ik zeg, u gaat voor de overwinning. You're going to play in order to win. Sì, così va meglio. Non si può fare diversamente. È l'etica del lavoro, è l'etica del modo di entrare in campo partita dopo partita che ti dà una personalità, che ti dà una convinzione di essere forti. Non si può fare delle partite dove ora mi nascondo un po' perché probabilmente ho vantaggio, se no, si fa sempre allo stesso modo, si parte e si va addosso forte perché se no l'Ajax è una squadra che sa costruire molto bene e si cerca di togliergli lo spazio e il tempo per fare le sue giocate. Poi vedremo alla fine, valuteremo se ci siamo riusciti o no, ma noi giochiamo il nostro calcio, che è un calcio che sta cambiando in Italia e che molte squadre lo stanno portando avanti bene. Prima di tornare dal Corriere dello Sport c'è Massimo Messicano. Buonasera, Mr. Spalletti. José Luis Villa, de Diáspora Deportiva México. In the previous match against Torino, you made 5 changes. The last one was at the 68th. Napolitano and Lozano entered. Regarding Napolitano, is ready to play? Allora, noi abbiamo a disposizione una rosa di calciatori che assomiglia a una rosa del Napoli. Per essere calciatori del Napoli bisogna essere calciatori di un certo livello e noi ne abbiamo molti calciatori dal Napoli, per cui può succedere che domani 2 o 3 titolari giochino al posto di altri 2 o 3 titolari, senza andare a fare nomi, anche perché quando si ha a disposizione un allenamento solo per giocare una partita, ci prendiamo tutto il tempo per pensare bene, per valutare, per parlare anche con i medici e con tutto il nostro staff di quello che possono essere le situazioni individuali dei calciatori. Corriere dello Sport e si prepara la RAI. Buonasera, mister. Buonasera a lei. 2 curiosità, una all'allenatore e una allo sportivo. All'allenatore vorrei chiedere, visto che il Napoli è stato strabiliante, è partito fortissimo, quanto ancora può migliorare, cos'è che ancora non le piace? E invece allo sportivo, visto che l'accennava prima, l'emozione di giocare nella Johan Cruyff Arena, lei che gioca nel Diego Armando Maradona, è uno stimolo in più emozionale? Partiamo da questa. È bellissimo venire a giocare in uno stadio fantastico come lo Johan Cruyff Arena. È bellissimo portarsi dietro quello che è la storia del nome del nostro stadio e bisogna essere di quel livello lì per poter nutrire sogni di grandi prestazioni e di grandi vittorie. Io l'altra volta ho detto che ogni vigilia di una partita di Champions per me è come il giorno prima di Natale, è uguale anche stasera, è una sensazione bellissima
più bella per questi particolari che lei ha citato adesso, e vogliamo essere all'altezza dei nomi, di giocare un calcio all'altezza dei nomi che hanno questi due stadi. Mi sono dimenticato la prima. Cosa non le piace? Dove può migliorare? Può migliorare. Noi guardiamo sempre avanti, vogliamo andare a creare ancora più spiragli dove ci possiamo infilare dentro per fare ancora meglio. Dobbiamo essere di quelli che tutti gli allenamenti portano dietro, come dicevo prima, un'etica professionale corretta, e da tutti gli allenamenti si trova sempre qualcosa da andare a proporre in campo e andarlo a mettere in pratica, perché se vieni qui e ti adagi su quello che potrebbe essere, non prendendo decisioni, ti ritrovi ad essere portato in giro nelle azioni degli avversari. Ecco. Rai, e si prepara la Gazzetta dello Sport. Mister, sì. Un inizio di stagione esaltante sia in Champions che in campionato, complimenti che piovono da ogni parte, gli ultimi proprio da parte di Schröder, che poche ore fa ha detto: questo Napoli è superiore al Liverpool che pensavo avrebbe vinto il nostro girone, sarà una partita difficilissima. Può essere il problema tenere i piedi per terra con così tanto entusiasmo che si sta creando attorno alla squadra? Oppure ci dica semplicemente come fa? No. Allora, Schröder ha un po' esagerato nei complimenti in questo caso qui, ecco, per cui stia tranquillo che noi non modificheremo niente da quello che è il nostro atteggiamento che ci ha portato a giocare queste partite qui. Abbiamo sofferto molto l'anno scorso, ce la siamo creata sulla pelle questa opportunità. Venivamo da un paio di campionati dove ci sono mancate queste partite e tutto l'ambiente ce l'hanno ricordato giorno dopo giorno che noi dobbiamo stare qua, e ora che ci siamo verremo a giocare anche questa partita con il massimo della disponibilità, sacrificio, il massimo dell'attenzione. Domani sera non ci saranno cervelli distratti sul campo. Gazzetta dello Sport, e si prepara la Repubblica. Le parole di Luciano Spalletti, un primo contributo targato CN24. Voliamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio ad Antonio Imborgia, l'agente di Luca, e non solo, ovviamente. Ciao Antonio, come stai? Ciao a tutti, bene, grazie. Bene. Allora, chiaramente sei un ospite privilegiato per la puntata odierna, perché puoi raccontarci da vicino, per quello che hai avuto modo di vedere, che cos'è la realtà Ajax, una delle più famose al mondo, se possiamo dire. L'Amsterdam Arena è uno di quei luoghi dove il calcio è cresciuto nel corso dei decenni, e quindi anche che gara ti aspetti questa sera tra i Lancieri e il Napoli? Ma sulla gara non è che c'è da fare grandi presentazioni. L'Ajax gioca un calcio pulito, fantastico, ma è nella storia del club. Qualche volta diventano quasi fastidiosi, vogliono andare in porta col pallone, come l'ultima partita che hanno giocato, e poi dopo quegli altri hanno fatto un'azione, hanno fatto l'1-1 e loro continuavano a fare gli 1-2 in area di rigore. Quindi la qualità del gioco è fuori discussione, ma il Napoli, e non sono io a dirlo, basta vedere le immagini, il Napoli è diventato ancora più forte rispetto all'anno scorso. Quindi sarà una partita bella, vibrante, con molti capovolgimenti di fronte. Io dico che in ogni possesso palla dell'una e dell'altra squadra ci sarà la possibilità di vedere una possibilità di fare gol. Quindi c'ho qualche amico che
c'ho qualche amico che mi ha chiesto il biglietto per vedere la partita, che è partito dalle vostre zone, e mi sono preoccupato di fargliela avere, sono sicuro che gli ho fatto un bel regalo. Cosa puoi dirci a questo punto anche del momento di Lorenzo, che ricordiamo si è trasferito quest'estate lì proprio ai Lancieri per una cifra che, se non vado errato, è di circa 12 milioni di euro, quindi un investimento importante. Ma Lorenzo sta imparando. Una cosa che voglio dire, io per fare l'operazione, che comunque era un'operazione che esisteva da un mese e mezzo, per fare l'operazione siamo stati lì, io sono stato lì 8 giorni, quindi ho avuto anche la possibilità di vedere tutto quello che è il mondo Ajax, e lì ho capito il perché di tante cose, il perché fanno i risultati, il perché vendono giocatori a tanti soldi, e l'ha capito anche Lorenzo. Il problema vero è che noi non lavoriamo, il problema vero è che noi in Italia lavoriamo la metà o addirittura 3 volte meno, parlo di minutaggio e di qualità di lavoro, di intensità di lavoro rispetto a questi club. I giocatori all'estero lavorano di più, stanno più sul campo, lavorano di più a livello individuale. La grande differenza in generale, nel calcio italiano in generale, non faccio un accostamento al Napoli perché non vedo il lavoro di Spalletti da tanto tempo, ma in termini generali la grande differenza è questa. Quindi il mondo Ajax è un mondo dove c'è grandi strutture, praterie di campi di calcio. Penso che hanno in cantiere un investimento che parte dal 2023 per fare un secondo campo per la seconda squadra con una capienza di circa 20.000 posti, e la costruzione ancora di altri 12-13 campi, ma ce ne sono altrettanti e forse di più. Il mondo Ajax è questo. Quindi Luca è lì per imparare un calcio europeo, un calcio diverso, dove si gioca con un'intensità diversa, e lo sta già facendo, pagando anche dazio nella prima fase, perché faceva allenamento e poi dormiva, mangiava e dormiva perché faceva fatica ad andare in giro. Questa è la differenza, quello che sta facendo Luca, e questa è la differenza tra il nostro calcio e il calcio fuori porta. Ma non lo dico vantandomi di questo, perché l'ho visto, lo dico con grande dispiacere, perché a 64 anni sto capendo che noi invece di andare avanti siamo andati molto indietro. Sì, Antonio, ieri poi ascoltavamo anche le parole del tecnico dell'Ajax, Schroeder, che ha parlato anche di Lorenzo, ha detto ci darà grandi soddisfazioni, sta maturando, sta imparando anche la tipologia di calcio sicuramente differente che si pratica in Eredivisie. A questo punto io ti chiedo, hai fatto un'ottima premessa anche sulle differenze, a questo punto anche di tradizione, che ci sono tra il calcio italiano e quello olandese. Possiamo anche dire ovviamente che Lorenzo aveva destato la curiosità e l'interesse di tanti club, compreso il Napoli. Ecco, io immagino che in un primo momento forse Lorenzo fosse più intenzionato a restare in Italia, poi, come hai detto tu, ha scelto l'opzione olandese, quindi campionato estero. Quanto effettivamente c'è stato di concreto però con il Napoli negli scorsi mesi? No, allora con il Napoli di concreto, effettivamente di concreto non c'è stato niente. Sì, Giuntoli mi ha fatto tante telefonate, abbiamo parlato tante volte di Lorenzo. Ma comunque Lorenzo l'anno scorso per una squadra di livello del Napoli in Italia doveva essere una scelta coraggiosa, ma non che Lorenzo non è un giocatore, se uno va all'Ajax e sta nelle 3-4 punte, se sta nell'Ajax può stare anche a Napoli, non è quello il discorso, ma secondo me è proprio un problema di mentalità, ritorno a dirlo. Noi non ci diamo tempo sui giocatori, non ci diamo mai tempo sui giocatori, e questo è il nostro grande difetto. Guarda, allora ho seguito i commenti mediatici sull'ingresso in campo di Zerbini. Aiutatemi, in quale partita è entrato?
Col Milan, Col Milan e anche poi con Liverpool prima in Champions. Va bene, benissimo. Allora, ma ditemi perché la critica o il tifoso deve indicare Zerbini come un giocatore inadeguato, ma se Spalletti lo fa giocare, secondo voi è così tanto inadeguato o Spalletti è un folle? Cioè, questo è il nostro grande limite, questo è il nostro grande problema. Poi ci lamentiamo che non abbiamo giocatori italiani in campo e poi dopo abbiamo il problema, ma Lucca va in Olanda, è un fallimento per il campionato italiano, ma Scamacca va in Inghilterra, ma vanno perché probabilmente le scelte del calcio italiano sono scelte diverse e gli allenatori non c'entrano niente, sono scelte fatte dalle proprietà, da chi è predisposto a fare le scelte. Quindi il discorso Napoli, Giuntoli quando ne parlavamo era convinto su Lorenzo. Levo, adesso non mi ricordo, ma vendo Petagna, metto Lorenzo. Cioè aveva una logica, poi la cosa non ha avuto seguito perché probabilmente all'interno non c'era la convinzione da parte di tutti. Però stanno giocando tutti, cioè Simeone, Raspadori, stanno trovando tutti spazio. Poteva farlo anche Ma lei. sì, ma nel Napoli giocano tutti. Io ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con De Laurentiis e manifestava questa felicità, contentezza della valorizzazione da parte di Spalletti di tutto il gruppo squadra, l'esempio è Lobotka, ma è giusto così, Ecco, forse il suggerimento che do è che bisogna cominciarlo a fare di più coi calciatori italiani, perché poi è inutile che ci lamentiamo che in nazionale facciamo fatica, ma non è una polemica, attenzione, perché questo è un difetto che abbiamo ormai da diverso tempo. No, ma se posso, poi il campionato europeo ha tamponato l'emorragia e ha distorto la nostra attenzione, ma la verità è questa, cioè noi lavoriamo troppo poco su quello che abbiamo, e poi attenzione, Simeone è un grande giocatore, Osimhen è un grande giocatore, Raspadori è un giocatore importante, quello è arrivato che ha un nome impronunciabile. Kvaratskhelia. Lui, vabbè, quello fa un altro mestiere. Se continua a fare così, credo che neanche quelli che l'hanno comprato e l'hanno scelta a Napoli potessero immaginare che questo fa 100 strappi a partita. Io ho mai visto una roba così, impressionante. C'ha le gambe, c'ha il nucleare nelle gambe, non c'ha una salute. Figlio mio, vabbè dai, se stiamo andando ultima domanda, Alessandro. No, volevo riallacciare che probabilmente, allargando un po' il discorso anche a quello che è la pressione delle piazze, citava in Borgia Zerbin. Se ci ricordiamo, Zerbin è entrato benissimo con Liverpool e tutti ad elogiarlo. È entrato con il Milan, ha sbagliato il primo passaggio, è vero, fu un errore. E il Milan poi andò a segnare con Giroud. Se ricordate le critiche che ha avuto Zerbin, non solo dagli addetti, ma magari gli addetti ai lavori li metto un attimo da parte, ma proprio dalla piazza. Quindi probabilmente c'è un problema anche culturale in generale nel far crescere i giovani. Poi fortunatamente quella partita che il Napoli vinse proprio con Simeone, quella partita paradossalmente ha salvato Zerbin, nel senso che se poi ne giochi due e fai due partite non convincenti, purtroppo in Italia il giovane rischia diceva Antonio, non c'è di pazienza, bruciarci, ma non solo nella questione delle proprietà o dei tecnici, che effettivamente Spalletti se lo fa giocare io alzo le mani e dico ci avrà visto qualcosa ci darà una ragione, no? in questo ragazzo.
Però bisognerebbe forse un po' tutti in generale dare la possibilità a questi giovani, e magari se il presidente lo dice, io lo prendo il giovane, lo metto in mezzo al campo, quelli me lo massacrano con 2, a lui forse è meglio che non lo faccia giocare. Cioè è tutto secondo me un circolo vizioso che parte da un problema secondo me un po' culturale. Ecco, Antonio, per salutarci giusto lapidariamente, insomma, nota finale, siamo sicuri quindi che a gennaio resta all'Ajax, Lorenzo? No, ma non si muove. Allora, perfetto. Sono scelte che si fanno e che bisogna portare in profondità. Lui aveva il Bologna che doveva solo andare a firmare il contratto, ci aspettavano per le visite mediche, poi si è concretizzata la situazione dell'Ajax. Abbiamo messo sul tavolo tutte le difficoltà che poteva rappresentare l'Ajax, il campionato, un livello europeo con cui ti devi confrontare, una serie di cose che ti cambiano proprio il modo, ma lui sta capendo che fino a ieri aveva giocato un altro calcio, oggi gioca un calcio diverso che è fatto molto più di presenza fisica, continuità, intensità, velocità della palla. Guardate la partita stasera, il Napoli fa girare la palla veloce, ma vedrete che l'Ajax non sarà da meno. Poi il Napoli sulla carta ha delle cose in più rispetto all'Ajax, ma sa partita con la velocità della palla è importante. Quindi sta lì perché secondo me avrà la possibilità e l'opportunità di diventare un giocatore europeo. Se ce la fa e ci riesce, probabilmente diventerà anche il centravanti europeo di qualche altra squadra con la maglia azzurra. Io me lo auguro e penso che se riesce a tenere botta anche per la struttura che c'ha, le qualità che c'ha, lo possono portare a raggiungere questo obiettivo. Ma non lo dico perché è un giocatore che io assisto, lo dico perché sono convinto di quello che vedo, di quello che sta cominciando a fare. Questo è il mio augurio e deve essere l'augurio di tutti, perché avere un centravanti in nazionale di 2-0-1 è una bella conquista per il calcio italiano, sarebbe una bella conquista. E con quella velocità soprattutto, in bocca al lupo per un futuro roseo a Lorenzo Lucca e ovviamente ad Antonio Imborgia. Un grande ringraziamento per essere stato oggi con noi. Ciao Antonio, buon Napoli anche a te. Ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie alla gente di Lorenzo Lucca, ci ha detto un paio di cose interessanti. Ha detto Giuntoli, sentito un sacco di volte, con De Laurentiis pure, col Bologna era tutto fatto, quindi insomma ci ho spiegato anche perché poi è andato all'Ajax, le scelte. Quello che diceva poco fa Antonio e che ha ripetuto anche Alessandro, io credo che sia un po' il nocciolo della questione quando si parla di fallimenti nazionali, di movimento giovanile, eccetera eccetera eccetera. Non c'è pazienza e paradossalmente non c'è neanche più quella tradizione del settore giovanile. Io leggevo un paio di dati dal punto di vista giovanile. Molte famiglie, i propri figli gli fanno fare altri sport, non più il calcio, perché c'è proprio una concezione in questo momento di vedere il calcio, se prima era un'opportunità, in questo momento è un'opportunità per pochissimi, anche perché le varie società, le varie dirigenze optano per altre tipologie di calciatori, per calciatori che arrivano dall'estero, per calciatori che anche economicamente ti possono rendere in un altro modo. Qui non c'è più lo sviluppo, non c'è più la pazienza di allevare i talenti del domani. Lucca ha fatto bene ovviamente in Serie B con il Pisa, diverse squadre erano interessate, e poi in questo momento ha preferito fare un'altra scelta che solo il tempo ci dirà se è giusta o sbagliata. Ciò non toglie che c'è un problema effettivamente culturale. Lo parlavamo anche di Zerbin poco fa. Zerbin ha trovato benissimo con il Liverpool, con il Milan ha faticato anche perché gli è stato chiesto un compito forse ancora non le sue corde, così prettamente difensivo. Io ci metto che c'aveva pure Teo Hernandez di fronte, che è uno che non è l'ultimo arrivato. Però la questione è qui. Io su Zerbin io continuerei a dargli assolutamente fiducia. Molto spesso abbiamo parlato che il Napoli non deve andare a prendere Solbakken, ma perché il Napoli deve andare a prendere un giocatore come Solbakken quando in realtà un giocatore così valido come Zerbin, del quale Spalletti si fida e che ha ampi margini di crescita davanti? Assolutamente, ma la questione è quella proprio, perché porsi il problema, che faccio? Non metto Zerbin perché lì c'è Teo Hernandez. Appunto. No, lo metto perché sono convinto che possa fare bene nonostante Teo Hernandez, anzi poi gli serve da crescita. A gamba, cioè voglio dire, fisicamente gli potrebbe, voglia. infatti a parte l'errore
poi dopo il pareggio del Napoli è uno che è andato alla bandierina, ha difeso palla. Stava anche segnando, tra l'altro. Tra parentesi, cioè voglio dire, è per principio che c'è, è il fatto di non di sparare, ma di tenere il fucile puntato a prescindere. Sì, no, cioè si vuole il tutto e subito in Italia, Se da parte poi, delle piazze, non c'è proprio più la voglia di aspettare. No, ma se poi sinceramente il procuratore di Lucca in questo non dubita a portarlo all'Ajax pur di insomma di farlo crescere, anche se magari non avendo un minutaggio continuo, ma di farlo crescere in un altro tipo di calcio, in un altro tipo di cultura, vuol dire che è un esempio secondo me molto, molto forte, insomma, da far capire che poi ci si spinge a fare delle scelte che magari inaspettate, voglio dire. Dobbiamo andare ad ascoltare Luciano Spalletti nella seconda parte del contributo che abbiamo già ascoltato poc'anzi, però prima dobbiamo salutare Alessandro Marrazzo che ci saluta. È che quando torno devo fare a poco, non riesco a fare per ora solo tutto questo. Dobbiamo salutare anche Manuel Guardasole che è all'ufficio stampa. Avevo detto Bruno Galvan, quindi ci siamo sbagliati, quindi salutiamo anche Bruno Galvan, ringraziamo Manuel Guardasole all'ufficio stampa che già ci ha fatto uscire, vedete, le dichiarazioni della gente Lucca in primo piano sul sito, quindi rapidissimo. Eccolo lì, la gente di Lucca nelle sue dichiarazioni. Per chi non l'avesse seguito, ha due opportunità: o scorrere dietro con la diretta oppure rapidamente su calcionapoli24.it andare a leggere le sue dichiarazioni. Grazie ad Alessandro Marrazzo, ci salutiamo insomma dopo, adesso però mandiamo Spalletti, va bene? Resti qui in zona? Io in zona resto, ma non so quanto e se poi sai come funziona, Vincenzo. Allora grazie. Intanto inizio a salutarvi, ringrazio ovviamente, grazie a voi e insomma, speriamo di rivederci presto. Ascoltiamo adesso Luciano Spalletti, piace. Giocare anche questa partita con il massimo della disponibilità, sacrificio, il massimo dell'attenzione. Domani sera non ci saranno cervelli distratti sul campo. Gazzetta dello Sport e si prepara la Repubblica. Buonasera. Senta, parliamo di potenzialità. 20 e passa anni di esperienza, anche 25 ormai. Questa è forse potenzialmente la squadra più forte che allena. Poi i conti si fanno sempre alla fine, però come sensazione sua, appunto quelle risposte che diceva prima, no? Ogni volta che lei cerca di riempire la partita di qualcosa di nuovo, questi ragazzi ci riescono, si vede, partita per partita. Quindi anche queste sono risposte che penso che per l'allenatore sia il top, no? Lavorandoci. Noi bisogna, come sempre, spingere forte su ogni pallone senza rischio di arrivare all'incoscienza. Bisogna essere coscienti, bisogna essere bravi a interpretare quello che succede in una partita. Si va forte addosso all'avversario, si va a fare ricomposizioni altrettanto veloci perché la linea difensiva e le distanze di squadra debbono essere le stesse. Il nostro meglio lo vogliamo andare a guadagnare ancora sul campo partita dopo partita. Non siamo al meglio. Si può anche ora fare degli step in avanti e ci deve essere la volontà di credere in questo e di andarselo a guadagnare, come ho detto prima, partita dopo partita. Repubblica. Eccomi qua, buonasera. Volevo chiederle, secondo lei la qualificazione si deciderà in queste due partite in 8 giorni con l'Ajax? Ma dipenderà dai risultati, non lo so. Se saremo straordinari si potrebbe chiudere anche in queste due partite, però poi c'è di mezzo un avversario come questo qui che ha giocatori giovani, forti come noi, forse con un po' più di esperienza internazionale, con un po' più di esperienza di Champions League,
e altrettanto determinati a far parlare del nome che portano sulle maglie come i nostri. Penso che per noi sia un giocatore fondamentale e quando ha giocato ha fatto vedere di avere quelle qualità e quelle caratteristiche che possono aiutare e dare sbocchi alla squadra. Come ho già detto in precedenza, io ho una squadra di livello come il Rosa e ho altri calciatori altrettanto bravi, per cui qualche volta ci può stare di dover fare il titolare per un minutaggio inferiore a quello che è il minutaggio della partita. Quello che diventa fondamentale è quando uno entra in campo, non entrare a sostituire un compagno, ma entrare per dare conoscenze nuove, cose nuove alla squadra per poter prenderci vantaggi e benefici a livello di squadra. E lui lo sta facendo. Ultima, Corriere della Sera, edizione Napoli. Prima diceva Ajax e Napoli hanno in comune la voglia di costruire dal basso, di prendere il pallone e portarlo nella metà campo avversaria. Hanno anche in comune una grande rivoluzione estiva nell'organico, perché hanno cambiato tanto anche loro. Cosa le incuriosisce di più di quest'Ajax rispetto a quelli del passato? Cosa mi incuriosisce? Più dell'Ajax attuale rispetto a quelli del passato. Io lo ripeto, io ho guardato l'Ajax attuale, non quella del passato, di quando ero bambino che giocava Johan Cruyff. Vabbè, è una squadra forte, è una squadra che gioca un calcio moderno, come vuole la tradizione di questo club, come vuole il nome che porta allo stadio, come vuole un pubblico esigente come quello di Amsterdam. E noi bisogna essere bravi per riuscire a portare il discorso dove lo vogliamo portare noi dentro la partita. Loro hanno questa possibilità di costruire basso e questa pallata facile addosso a dei calciatori tecnici e fisici davanti, per cui, come diceva prima Meret, dobbiamo avere le antenne dritte ed essere svegli ad aspettarsi di tutto, perché anche questo lo abbiamo già detto in Champions League, delle situazioni, dei palloni vanno a morire in delle zone del campo e poi te li ritrovi a prendere vita da un'altra parte con un solo calcio. Vai a conquistare una palla sul terzino destro di loro e ti ritrovi il terzino sinistro che ti punta la linea difensiva da quest'altra parte, per cui è questa continuità di essere pronti che farà la differenza. Ultimissima Info Napoli 24. Mister, buonasera. Sabato il Napoli ha iniziato un ciclo di partite. Giocherà 12 partite fino al 12 di novembre, 8 in campionato, 4 in Champions. Quindi più o meno in 42 giorni, una media di 3-4, una partita ogni 3-4 giorni. Nelle votazioni finora dei titolari, di quelli che lei ha chiamato tutti i titolari, non hanno riguardato ancora Di Lorenzo. Ora sappiamo il capitano quanto ci tiene lei e l'abbiamo visto anche quando è mancato la difficoltà. Nell'eventualità di una rotazione anche per il capitano, pensa che Zanoli sia la prima alternativa oppure avete studiato qualche cosa, anche qualche accorgimento tattico differente per ovviare in un ipotetico rotazione? Grazie. Ce ne sono più di uno di calciatori che hanno fatto un minutaggio importante
che sono monitorati in maniera completa, cioè si vanno a vedere i momenti che poi servono a valutare se il recupero è stato fatto bene e siamo pronti per la partita successiva, ecco. Questo caso qui ha preso uno di quelli che, come ho già detto più volte, è qualcosa che assomiglia più a un robot che non a un umano, perché lui, anche quando fa l'allenamento dopo la gara, ti manda dei segnali ben precisi su quello che è la sua condizione. Lui non abbassa mai, non ha mai un atteggiamento e parole differenti a quelle di un leader di squadra. E naturalmente è uno di quei calciatori che qualsiasi allenatore ne fa a meno malvolentieri. Zanoli è un calciatore moderno da un punto di vista di gioventù, perché vuol sempre attaccare, è un calciatore dove la sua caratteristica è quella di andare a ribaltare l'azione, perché ha forza, ha corsa. È chiaro che avendogli dato poco spazio per quello che è il livello di calcio da dove viene, c'è da farle delle valutazioni, però io ho completamente fiducia, e se avessi bisogno in quel ruolo lì, come probabilmente ne avrò bisogno nell'arco del campionato, penso di non avere problemi. Magari bisogna valutare il momento che capita poi di averne bisogno, perché dipenderà anche da quello, ma penso di non avere problemi a farlo giocare al posto di un colosso come Giovanni Di Lorenzo, capitano. Grazie, Professione capitano. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Le parole di Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa. Ritorniamo in studio con le telecamere, ritorniamo chiaramente anche a leggere soprattutto i vostri messaggi. Non l'abbiamo fatto tantissimo in questa prima ora, però chiaramente tra interviste esclusive, contributi da Amsterdam, ci tenevamo anche ad aggiornarvi con le ultime in merito. Anthony Bryan, stasera partita molto ostica. Ci chiede poi anche Gabriele 05 del rinnovo di Lobotka. Signori, il rinnovo di Lobotka è un qualcosa che il Napoli, sulla quale il Napoli sta lavorando. Serve a me il microfono, signori. A un certo punto il microfono serve a me. Serve a me, vorrei anche capire se è un fatto a questo punto che io ho dimenticato di accenderlo dopo. No, è tutto acceso, perfetto, funziona, però il bello della diretta. Signori, mi sento molto al Festival Bar. Mi sento al Festival Bar. Riccardo Catapano, qual è la hit? Ma se mi fate cantare poi vabbè, già calcio, insomma, ma ce la cantiamo, però più di quello. Allora, vuoi rispondere tu al discorso qual era rinnovo Lobotka? Rinnovo Lobotka, si sta trattando per un ulteriore rinnovo con ingaggio l'amore. Quanto si fa sera. Vai. Ma noi possiamo ma io posso mai ma no, dai, si può fare. Sanremo quando si fa? A marzo, febbraio, quando c'è Sanremo? Dici tu, beh, un po' mi Sanremo dovrò allenare un po', dai. Giovani facciamo. Un po' mi dovrò allenare, no, a parte scherzi, vai. No, rinnovo Lobotka, ragazzi, si sta lavorando, le parti sono in contatto per un triennale ulteriore a Stan Lobotka con ingaggio migliorato. In questo momento non ci sono problemi di sorta nella trattativa, che quindi va avanti, però come per tutti i rinnovi secondo me in questo momento ci sono, diciamolo così, i primi approcci, poi durante la sosta mondiale, dove ci sarà un bel po' di tempo per poter chiacchierare, secondo me si andrà più nel dettaglio. In questo momento quello più avanti di tutti è Meret, anche ieri ne ha parlato, dopo lo ascolteremo tra l'altro anche in conferenza stampa, va solamente formalizzato, anche se anche in estate andava solo formalizzato, però diciamo che adesso la situazione è leggermente diversa, quindi si parlerà poi del rinnovo di Anghissà, si parlerà del rinnovo di Lobotka, quello di Zerbin, probabilmente di Gaetano, insomma lo stesso Napoli farà un bel tour dei propri calciatori con i quali poi si andrà a trattare del rinnovo. Non escludo neanche qualche chiacchierata con Kim, magari per levare quella clausola e per far star sereni un po' tutti quanti.
E allora, adesso mi sentite? Dimmi di sì, Biagio, perfetto. Dimmi di sì. Un altro Anche successo quella, di... No, quella era dei Pooh, sì. giusto? Che cultura. Continuiamo invece a farci una cultura dal punto di vista calcistico ascoltando le parole di Alex Meretta. A proposito, ha avuto una sorta di moto d'affetto, chiamiamolo così, o di ringraziamento, di gratitudine verso Carlo Ancelotti. Ha detto comunque all'epoca c'era chi credeva in me, smentiamola un po' questa ricostruzione che tutti gli allenatori alla fine per un motivo o per un altro hanno scelto altri portieri e non sceglievano Meretta. Ancelotti quando ha voluto, quando ha potuto chiaramente, gli ha dato grande fiducia e infatti soprattutto quando ovviamente Alex è stato liberato dai problemi fisici ha avuto anche un grandissimo minutaggio. Ascoltiamole quindi le parole di Alex Meretta. Cominciamo come sempre col giocatore, quindi con Alex, Corriere dello Sport, Maida. Buonasera, sono qua Alex, buonasera. Sì. Vorrei sapere da te cosa è scattato tra la stagione scorsa, l'estate un po' tribolata in cui si parlava di mercato, e adesso che sei diventato uno dei migliori portieri del campionato. Ecco, era solo una questione di fiducia, di possibilità o c'è dell'altro? Grazie. Ti posso aiutare, perché ora lo faccio giocare. Prima lo facevo giocare, è scattato questo. Ma sì, penso sia un insieme di fattori, non è scattato niente in particolare. Io ho sempre lavorato al massimo in allenamento per farmi trovare pronto, quest'anno sto trovando continuità ed è più facile poter dimostrare le mie qualità, quindi sono contento di questo inizio di stagione e spero di continuare così. Nishita, la Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, sicuramente le partite in cui ti sei esaltato di più sono state quelle anche fuori casa, le più importanti, cioè Rangers e Milan, no? Sono state quelle che ti hanno visto protagonista in assoluto, ecco. Questo era quello che ti aspettavi, quello che volevi. Una volta che ti sei appropriato di tutto questo, eccetera, adesso, senza entrare nel merito di questioni economiche, il tuo rinnovo lo vedi più vicino, lo vedi un atto di fiducia reciproca che maturo? Sì, non mi piace parlare di questioni extra campo, però posso dire che comunque l'accordo c'è, manca solo la formalizzazione, però la mia testa ora è rivolta solamente al campo alla partita di domani. Calcio Napoli 24. Alex, il rapporto con Sirigu quest'estate ti è stato anche vicino quando hai detto che non ti piace parlare di cose fuori dal campo, ma ti è stato vicino quando si parlava di altri portieri per il Napoli? Quanto è stato importante e quanto è importante adesso per te? Salvatore lo conosco comunque da diversi anni perché ho condiviso con lui insomma lo spogliatoio della nazionale, è un grandissimo professionista e da quando è arrivato comunque si è subito inserito bene nel gruppo e ha sempre cercato di dare il suo contributo, è una figura importante nello spogliatoio e quindi sono contento del suo arrivo perché comunque lo conoscevo già ed è un piacere poter lavorare con lui. Canale 8. Alex, qui. Ciao. Dal punto di vista del portiere, domani quali potrebbero essere i pericoli principali? Mi spiego meglio. Tiri da fuori, calci da fermo, oppure secondo te tu per cosa ti sei preparato di più? Ma un portiere deve essere pronto a tutto e sicuramente sappiamo che è una squadra di grande qualità, davanti hanno giocatori molto forti, quindi sarà importante essere pronti su tutto. Ci siamo preparati e cercheremo al meglio di limitare tutte le loro azioni offensive per provare a subire il meno possibile. Canale 21. Salve Alex, sono qui. L'Ajax è uno dei club europei più blasonati, tuttavia voi state facendo molto bene in questa competizione. Mister Spalletti ha ricordato tante volte che è importante l'atteggiamento. Ecco, quale sarà l'atteggiamento per la sfida di domani e soprattutto per mantenere questa posizione nel girone? L'atteggiamento deve essere quello che abbiamo messo in campo in tutte queste partite che abbiamo fatto in questa prima parte di campionato e Champions League. Abbiamo sempre mantenuto una grande mentalità durante le partite.
dobbiamo ripetere questo atteggiamento con sempre voglia di imporre il nostro gioco, di non calare mai l'intensità, di aiutarci l'uno con l'altro. Sappiamo che sarà una partita difficile, soprattutto in casa loro, perché come ho detto prima hanno grande qualità, però ci siamo pronti e proveremo a portare a casa la vittoria. Pianeta Napoli. Sì, buonasera Alex, ti volevo chiedere cosa è cambiato per te nel guidare una difesa dove non hai più un Koulibaly che era ambientato a Napoli, che parlava italiano, e avere un Kim che veniva da un altro calcio, che magari non conosce la lingua, però la fase difensiva sta risultando eccezionale in questo avvio di campionato. Sì, c'è da fare complimenti anche a Kim, perché si è subito calato in questa avventura al meglio, ha cercato di assimilare i concetti che il mister ci chiede, i movimenti della linea difensiva. E io cerco durante la partita comunque di richiamare la difesa come ho sempre fatto durante la partita, e merito un po' di tutti, sia dei giocatori, del mister e del gruppo, che comunque l'ha aiutato a inserirsi al meglio. Ciao Alex, per anni con te, spesso anche al tuo posto, è stato parlato hanno parlato del gioco con i piedi. Ad oggi sei il secondo in Serie A per precisione di passaggi con l'87%. Si può dire che sei migliorato tanto e hai fatto un grande lavoro proprio su questo, che poteva essere forse non una delle tue caratteristiche principali? Sì, ho sempre lavorato sotto questo aspetto, so che devo migliorare ancora. È un lavoro non solo mio, anche di tutta la linea difensiva, dei movimenti dei centrocampisti, è tutto un insieme di cose. E comunque non si può neanche giudicare un portiere magari se fa un grande errore e dire che non è forte coi piedi, perché non è quello che bisogna vedere tante altre cose ovviamente. E, come ho detto prima, so che devo lavorare ancora molto, sono migliorato, però devo continuare semplicemente tranquillamente su questa strada e fare quello che ci chiede il mister. L'ultima per Alex, da Zon. Alex, ciao, buonasera. Possiamo dire che stai vivendo il miglior momento della tua avventura a Napoli? Grazie. Sì, sicuramente è uno dei migliori, assieme magari al periodo con Ancelotti, dove comunque avevo continuità. Alla fine, come ho detto prima, soprattutto per il ruolo del portiere, riuscire a giocare con continuità è fondamentale. Penso che questo periodo sta andando bene, ma devo solo pensare a continuare a lavorare, continuare a fare quello che sto facendo. E rieccoci in diretta con Calcio Napoli 24 live. Allora, leggevo i vostri messaggi. Credentino, ti sfido a cantare Champagne di Perpino di Capri. Tore, io la voglio anche accettare la sfida, però non mi devi sbagliare il cognome. Credendino, sempre con la D, non vi potete mai sbagliare. Alex è secondo in Serie A, scrive Mare Kamsik, per la precisione di passaggi con l'87%. È vero, io non ci avevo fatto caso a questo dato. È un dato molto interessante. Bravo, che va Mare a smentire, esatto, che va a smentire tutti quelli che dicono che Alex ha dei problemi coi piedi. A questo punto è evidente, no? Dipende sempre alla qualità del passaggio, ovviamente. Dalla difficoltà. Certo, dalla difficoltà, se c'è l'appoggio vicino con Lobotka, che certamente ti favorisce molto di più, quindi diciamo, i dati vanno sempre analizzati nella loro interezza, ma resta il fatto che non è che puoi chiedere a Meret di fare lanci 50 metri sul piede di Kvaratskhelia. In questo momento, seppur non sia una delle sue skills migliori, mi sembra che stia avendo grossi problemi, anzi tutt'altro. Poteva essere anche dell'Ajax, il caro Kvaratskhelia. A rivelarlo è Shota Arveladze, ex calciatore georgiano dell'Ajax, io non lo ricordavo, che ha parlato proprio di Kvaratskhelia ai microfoni del Telegraph. E cosa ha detto? Gli è stato offerto nell'ultimo periodo di trasferimento invernale, ovviamente penso un contratto, ma il tempo era troppo breve e il prezzo di 15 milioni di euro era troppo alto. Le sue statistiche alla Lokomotiv Mosca non erano così buone. L'Ajax voleva pagare dai 9 ai 12 milioni di euro, alla fine il Napoli lo ha comprato per 10 milioni di euro, a volte va così. Sliding doors. Oggi, questa sera,
Kvaratskhelia poteva indossare la maglia dei lancieri anziché quella dei partenopei. Per fortuna del Napoli le cose sono andate diversamente. Per 1 milione di fatto, 9 milioni, il Napoli l'ha preso a 10. Sì, ma perché penso che siano state tempistiche anche diverse. Sì, sì. Cioè magari il Napoli ha aspettato, tra virgolette, diciamo così, la guerra in Ucraina, nel senso che una volta che chiaramente Kvaratskhelia ha cambiato, infatti non parla della Dinamo Batumi. Sì. Parla della Lokomotiv, del periodo in cui stava ancora nella lotta. Del Rubin Kazan. Sì, giustamente. Chiedo venia. Ad ogni modo... no, forse la Lokomotiv. No. Andiamo a controllare il tutto, perché poi il nostro mestiere anche ci perdiamo è dare un resoconto dettagliato. No, lui sì, fece praticamente pochi mesi in prestito alla Lokomotiv, è vero, nel 2019. Quindi prima del poi passò al Rubin e poi alla Dinamo. Sì. 7 partite e un gol con la Lokomotiv. Lo seguiva anche lui dall'epoca, anche il Napoli lo seguiva all'epoca, però è chiaro che ha forzato la mano quando si è trasferito di nuovo alla Dinamo Batumi. Ad ogni modo, a Riccardo volevo chiedere anche e soprattutto di questa sorta di fiducia diffusa sulla partita di stasera. No, io ho molta paura. Questa mattina mi dicevi, ma perché il Napoli dovrebbe andare lì e rifilare 4 gol all'Ajax, tutta questa fiducia? Evidentemente invece questa sera ci aspetta una gara molto difficile. Sono d'accordo con te, però dimmi dettagli. Me lo auguro che il Napoli rifili 4 gol all'Ajax, per carità. Però è complicato, cioè non ci dobbiamo far trarre in inganno dal momento ottimo del Napoli e da quello che ad Amsterdam dicono un momento di difficoltà dell'Ajax. Io tutto questo momento di difficoltà dell'Ajax francamente non lo sto vedendo. Ed ogni partita fa storia a sé, soprattutto quando si parla di Champions e soprattutto quando si parla di una trasferta ad Amsterdam alla Johan Cruyff Arena contro l'Ajax, che di fatto è chiamato quasi ad un solo risultato, vale a dire la vittoria, per non veder scompromesso quello che è il cammino verso l'ipotetica qualificazione agli ottavi. Quindi questa è una partita che a me fa molta paura, mi preoccupa molto perché l'Ajax è squadra che per caratteristiche può mettere in difficoltà il Napoli, concede, vero, ma davanti è pericolosa, quindi ci vorrà partita di duplice attenzione per gli azzurri. Io sono ottimista, sì, per natura, però non troppo confidente del fatto che il Napoli in questo momento va a 1000 e quindi anche con l'Ajax va lì e asfalta l'Ajax. No, ragazzi, ci vuole sempre un po' di coscienza e non solo di incoscienza in queste partite. E il Napoli deve tenere ben presente quello che è l'avversario, comunque si parerà di fronte. Ha detto bene Di Lorenzo, mi pare settimana scorsa, ogni partita fa storia a sé, noi non abbiamo ancora dimostrato nulla e dobbiamo dimostrare tutto partita dopo partita. Quindi ok l'autostima, perché serve assolutamente, ma non superficialità, perché se il Napoli va ad Amsterdam con superficialità, pensando di fare un sol boccone di quest'Ajax, ragazzi, rischiamo poi la bruttissima figura. Ma sono sicuro che Spalletti abbia avvisato molto bene i suoi. Ti leggo la probabile formazione di questa sera. Guardo un'infografica targata Gazzetta dello Sport. Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Kim e Rachmani centrali difensivi, il terzetto di centrocampo ovviamente quello lì, Lobotka, Anghissà e Zelinski, in avanti Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Sei d'accordo? Lozano, Simeone, Kvaratskhelia, il centrocampo è lo stesso, Mario Rui a sinistra con Kim, Rachmani e Di Lorenzo, giusto? Esatto. Io sto vedendo là, quello giustamente era l'Ajax, non mi trovavo. Avendo visto in rosso pensavo che fosse giustamente sì, l'Ajax. Io non vedo nulla da lontano. Sì, però grosso modo mi trovo con la formazione. Credo anche io che Simeone e Lozano partiranno dal primo, con Politano e Raspadori a gara in corso. Mi tengo 2 ballottaggi però in difesa. Olivera, Rui e poi le condizioni di Rachmani, che in questo momento non dovrebbe destare grosse preoccupazioni, quindi me lo aspetto titolare, però se non dovesse essere al 100%, occhio anche a uno tra Ostigard e Juan Jesus, con Juan Jesus poi Kim sarebbe dirottato sulla destra. Però se sta bene Spalletti non va a fare degli esperimenti questa sera, magari qualche cambio in più ci sarà con la Cremonese, quindi... Mi tengo giusto Mario Rui e Olivera come ultimo ballottaggio. E in effetti vado al touch in questo momento e chiedo al nostro Biagio di seguirmi, perché ieri Marco Lombardi ha proprio immortalato un colloquio tra Giuntoli e lo stesso Juan Jesus molto fitto. Adesso
non credo che insomma ci siano margini. Eccolo qua, è Juan Jesus, giusto? Sì, è Juan Jesus. Perfetto. Giunto di Juan Jesus a colloquio, ovviamente ottimo lavoro sempre per Marco Lombardi. Non so poi se possa essere inteso come un indizio, non credo, però mi piace molto notare anche questo aspetto del direttore sportivo del Napoli, che oltre a scovare talenti in giro per il mondo, chiaramente va a dare un contributo fattivo anche al di fuori di quelle che sono le sue, tra virgolette, mansioni abituali. Quanto pagherei per sapere il contenuto di quel colloquio? Che cosa gli avrà detto? Io parto da un presupposto: Juan Jesus è uno degli uomini di maggiore esperienza dello spogliatoio del Napoli, e che se ne dica è uno dei leader dello spogliatoio del Napoli. Ha avuto un impatto importantissimo dal punto di vista umorale il brasiliano, quindi ci sta che Giuntoli vada anche a sentire magari l'umore dello spogliatoio da uno dei suoi leader. Magari vuoi dire, ma come Juan Jesus leader? Non gioca mai. Ragazzi, Juan Jesus è uno dei leader di questo spogliatoio, lo posso assicurare, un'esperienza e un carisma che ha fatto breccia in molti dei suoi compagni, soprattutto dei neo arrivati. Quindi credo semplicemente Giuntoli sia andato a dialogare con Juan Jesus per capire un pochino l'umore, come stava la squadra, il viaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, due indizi potrebbero fare una prova, perché Giuntoli a colloquio con Juan Jesus. Ieri nella lista dei convocati l'immagine era quella di Juan Jesus, magari ce lo troviamo. Ce lo potremmo anche trovare. Non lo so, io ripeto, me la tengo aperta la possibilità, ma giusto perché le condizioni di Rachmani non sono al 100%. E qualora Rachmani non dovesse dare delle garanzie totali dal punto di vista fisico, per evitare anche ricadute, se si tratta soprattutto di un problema muscolare, poi sarebbe ballottaggio tra Ostigard e Juan Jesus, e forse per esperienza potrebbe partire il brasiliano con Kim dirottato sul centrodestra. Insomma, sono tutte valutazioni che sta facendo Luciano Spalletti in questo momento. Che stadio, che immagini che ci sono arrivate dal nostro Marco Lombardi. Per gli aficionados c'è stato anche qualche fotogramma in cui è apparso Emanuele Bernardo. È apparso per un piccolo fotogramma Emanuele Bernardo. Adesso i più accorti se ne saranno resi conto. No, ecco, vedi, adesso ripassa sulla stessa scena e non c'è più. È un fantasma. Dove è andato? Dove è andato? Come ha fatto? Era stato inquadrato da sinistra verso destra. D'altronde il regista non adesso, a caso. Vedi, guarda come è andato giù dalle scale. D'altronde il regista non a caso, lui sa come è andato giù dalle scale. Cosa sta facendo il nostro guardasole in questo, o meglio, cosa ha fatto? Ovviamente, restiamo con le immagini, perché è una sorta di piano sequenza alla Visconti. Guarda che cosa sto citando. Visconti. Vabbè, comunque, è un piano sequenza che ci mostra quello che è il cammino che fanno le squadre, che farà il Napoli questa sera nel percorso di avvicinamento all'ingresso della Johan Cruyff Arena. Ecco, praticamente stiamo vivendo una sorta di tour virtuale realizzato dal nostro Marco Lombardi. Sullo spogliatoio del Napoli, immagino. Questo immagino di sì, che questo sia lo spogliatoio del Napoli, però ci ha fatto vedere anche un po' il sottopassaggio, ci ha fatto vedere un po' quella che sembrava una standing area per quanto riguarda le TV, quindi la zona interviste. Qui una leggenda che risponde al nome di Marco Van Basten, e il sottopassaggio, eccolo qui, che Johan Cruyff. Il sottopassaggio che il Napoli questa sera attraverserà prima di entrare in campo. Eccolo qua, vedi? Perfetto, con le scale che portano al campo, vedi qui sulla sinistra con la scritta Johan Cruyff Arena. Bello stadio. Come... Quest'anno sono 3 trasferte meravigliose. Sì, una più bella dell'altra. Me le sto godendo tutte. Queste partite qui sono emozionanti. Quando affronti queste squadre, le cosiddette classiche del calcio europeo, sono belle in primis da godere come partite, e emozionanti. Ti danno anche... Poi ovvio, se il Napoli le continua a vincere è ancora meglio, però questo ambiente della Champions innanzitutto va goduto. Poi verrà il risultato, poi viene il gioco, però l'emozione di affrontare queste squadre, vedere questi stadi è davvero impareggiabile, è bellissimo. Ti danno anche spunti poi per saperne di più. Ad esempio, sapevo che i Rangers fossero una delle squadre storiche del calcio britannico, non solo scozzese,
ma che addirittura la tifoseria avesse quel tipo di attaccamento, come ce l'hanno brillantemente raccontato i nostri inviati, era un qualcosa che a me era praticamente sconosciuto e che invece è stato un piacere andare a scoprire proprio assieme al contributo dei nostri inviati. A proposito di contributi, ce ne resta uno che esula dal calcio, ma non per questo riveste minore importanza, perché il nostro Claudio Russo non solo è andato al palazzetto per seguire la Gevi contro Bologna, ma ha anche intercettato proprio coach Buscaglia, il mister, insomma un po' di spazio che diamo anche alla palla Spigoli, come ama definire. La palla Spigoli mi fa sempre ridere. La palla Spigoli, ovviamente la palla Spicchi, ragazzi, insomma facciamo un po' di battute anche tra di noi per quanto riguarda i nostri fuori onda. Sì, è stato l'esordio stagionale per la Gevi contro Bologna, contro i vice campioni d'Italia le Vunere della Virtus Bologna, una partenza pazzesca di Napoli. Nel primo periodo finito 33-13, 20 punti di vantaggio contro Bologna. Tutto fatto. Non credevamo ai nostri occhi, però chissà, chi conosce, chi mastica un po' di basket sapeva che alla fine la squadra di Scariolo sarebbe tornata su. Effettivamente Napoli poi con un problema anche a Jordan Howard, che nella ripresa non ha potuto scendere in campo per un affaticamento muscolare, purtroppo alla distanza ha subito la rimonta di Bologna, è arrivata quindi la sconfitta all'esordio per la squadra di Buscaglia, ma comunque personalmente ottime indicazioni per Napoli, squadra totalmente nuova. L'anno scorso ci siamo salvati contro l'altra Bologna, la Fortitudo, che poi è retrocessa all'ultima giornata. Quest'anno mi voglio sbilanciare, secondo me possiamo divertirci un po' di più. Non so se arriveremo ai playoff, però potremmo iniziare ad annusare quel traguardo della post-season. Ne ha parlato anche Buscaglia nel post partita in esclusiva proprio ai microfoni del nostro Claudio Russo. Lo so, ti sto sostituendo per il lancio No, continua, io ero attento a quella che era l'analisi tattica e tecnica della partita. È stata interessava sapere da profano come è possibile che un vantaggio di 20 punti No, ci sta ragazzi, la Virtus è una squadra, la Virtus può far giocare 3 squadre, è entrata in Eurolega, l'anno scorso ha vinto la Champions, tra l'altro, che è un'altra delle 3 manifestazioni FIBA per quanto riguarda le competizioni europee. Napoli invece ancora non è arrivato a quei livelli, aveva già dei problemi di rotazione, mancava capitano Uglietti, si è fatto male Howard, Agravanis era arrivato praticamente da 2 giorni, quindi rotazioni molto limitate, qualche problemino di falli, e quindi alla lunga, diciamo, le fatiche hanno poi fatto sì che Napoli alzasse bandiera bianca contro uno squadrone pazzesco, e quest'anno si giocherà nuovamente lo scudetto con Milano, ne sono assolutamente certo. Però un bel spettacolo quello che si è visto al Palabarbuto, tra l'altro quasi sold out, meraviglioso anche questo, bel sintomo anche del fatto che i tifosi si stiano riavvicinando. Anzi, io colgo sempre l'occasione per dire, ragazzi, andatevi a vedere le partite al Palabarbuto, anche se non conoscete, se non capite di basket, ma vi appassionerete senza alcun dubbio. Sì, riuscirà Napoli effettivamente ad andare avanti con quello che ha fatto nel primo quarto, anche per 2 o 3 quarti dopo ci sarà assolutamente da divertirsi. Buscaglia ne è assolutamente cosciente, tant'è che nonostante la sconfitta poi nel post partita era soddisfatto di quanto fatto vedere dai suoi ragazzi. Quindi Biagio, quando ci siamo direi di andare a sentire proprio coach Buscaglia. Allora le parole di coach Buscaglia, così come confezionate dal nostro Claudio Russo. Coach Maurizio Buscaglia, la Gevi ha 2 facce, quella lì che parte a razzo, 57 punti nel primo tempo, e poi quella del secondo che magari si affievolisce perché magari un po' affaticata, o comunque una Gevi che ha dato tutto contro una Virtus chiaramente sulla carta aveva dei valori totalmente diversi. Sì, un pochino nel secondo tempo la Virtus ha alzato nelle lunghe rotazioni e nella copertura clamorosa dei ruoli la sua intensità tecnica e fisica, un pochino abbiamo pagato. Abbiamo avuto difficoltà nel trovare le linee di gioco, ce le hanno negate, quindi abbiamo abusato un pochino del palleggio, abbiamo abusato della rottura dei giochi. Non stavamo male in campo nelle situazioni, anche riconoscibili, però facevamo proprio fatica ad attaccare, non siamo andati mai a lunetta, abbiamo fatto solo un tiro libero, abbiamo avuto diverse palle perse anche all'inizio del terzo quarto.
Quindi insomma questa cosa qua è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare. Possiamo lavorare sicuramente dal punto di vista tecnico, migliorando delle situazioni che ci possono aiutare nei momenti di difficoltà, e dal punto di vista tattico, cercando anche di assumerci ancora più rischi in determinate situazioni per provare a contrastare squadre che hanno questa profondità tecnica anche. Ecco, nel primo tempo, al di là delle percentuali, per quei tiri entrano ed escono, proprio ho visto una fluidità di gioco, segno che la squadra, che comunque si allena da più di un mese, sembra aver già una certa fluidità proprio nei movimenti offensivi. Sì, ce l'ha, ora la deve avere in qualche lettura quando magari l'intensità sale. Lavoreremo un pochino di più il post basso perché è una posizione del campo che a noi serve, lavoreremo qualcosa per gli esterni in modo da avere meno situazioni di palleggio, però sono cose che fanno parte un po' dell'essere poi piano piano capaci di migliorare durante la stagione. Il coach, le ultime due, la prima sull'impatto di Dimitrios Agravanis, che da quando è arrivato sapevamo dovesse avere tantissima voglia di giocare contro la Virtus. Come ha intenzione di utilizzarlo? Cosa può dare a Napoli, essendo diverso chiaramente dai Matt Williams di cui prende il posto? Guarda, allora abbiamo fatto soltanto pochi allenamenti con lui, ma io credo che abbia fatto una bella partita delle sue cose. Sicuramente noi lo possiamo andare a trovare anche meglio. Questo è un pochino forse il rammarico che ho di questa partita, perché quando era in campo magari aiutare la squadra a cavalcarlo un po' di più, perché ovviamente abbiamo avuto pochissimo tempo insieme, però sai, non volevo rompere fluidità, non volevo andare in extra pensieri eccetera. Io lo userò, lui potrà giocare in due ruoli, è un giocatore che apre il campo col suo tiro, può aprire il palleggio, è un giocatore che va in post basso. Secondo me potremmo avere molte cose da lui. Ci eravamo lasciati al termine della scorsa stagione con la grande cornice di pubblico contro Pesaro e lei mi aveva detto ci ritroveremo, speriamo, con la stessa cornice di pubblico, e il messaggio che la Gevi riceve dal pubblico che si sente dare dopo una partita come quella di oggi? È stato fantastico, nel senso che il desiderio e la speranza di ripartire da dove avevamo chiuso è stata realtà. Tra l'altro hanno tifato, sono stati sempre vicini a noi e anche nel momento di difficoltà ci hanno sostenuto. Questo dico io, noi secondo me dobbiamo trovare come squadra, ovviamente, perché il pubblico oggi per esempio l'ha già fatto, la capacità di giocare nei momenti difficili della gara, con calma, giocarli, sapere che ce ne saranno, perché se superiamo quei momenti possiamo diventare più squadra. In una partita come oggi era normale perdere un po' di flusso a un certo punto, perché voglio dire 40 minuti in quel modo, però da quel punto di vista l'abitudine a soffrire ci darà una mano. Penso che la lettura sia semplice, abbiamo fatto un primo tempo inguardabile e poi abbiamo giocato sempre un po' meglio il secondo, il terzo e il quarto. Soprattutto il quarto è stato un periodo di gioco molto intenso, molto solido dal punto di vista difensivo. In generale nel secondo tempo abbiamo preso 20 punti, quindi direi che la chiave della vittoria sta lì. Penso che la Gevi Napoli abbia fatto una buona partita, ha lottato, ha giocato bene, è stata in partita fino alla fine, quindi in questo senso siamo sicuramente ancora più contenti della vittoria, che fuori casa in questo campionato non è mai facile. Non ci dimentichiamo che proprio l'anno scorso qui abbiamo perso la partita e il ricordo c'era ancora sicuramente. Detto questo, dobbiamo avere un po' più di continuità, cioè cercare di essere... Chiaramente ci sono giocatori che devono ancora inserirsi, i giocatori devono ancora entrare in una condizione fisica, quelli che sono stati fuori tanto tempo, eccetera. Però credo che già così dobbiamo puntare ad essere un pochino più consistenti, continui nel corso dei 40 minuti, perché soprattutto in partite in cui magari l'avversario può avere una tenuta fisica più lunga, alla fine probabilmente non riesce a vincere. Comunque prendiamo
abbiamo visto come fatica che hanno fatto tutti oggi. Le prime partite sono sempre molto poco decifrabili, è importante aver cominciato con una vittoria fuori casa. Ci piace dedicare anche solo 5 minuti della nostra puntata all'epopea della Gevi Napoli Basket, nella speranza che tutto lo sport cittadino possa ricevere ulteriore smalto, vigore e soprattutto un futuro. Salutiamo con grande soddisfazione e felicità anche l'arrivo di una ATP250 per quanto riguarda il tennis a Napoli, che chiaramente vi invitiamo a seguire nel corso delle prossime settimane. Ritorniamo al calcio. Tabellone? Io? Ma per come raccattapalle. Ma nemmeno, perché là pure serve il fisico. Che là devi correre. I giovani devono correre. Là devi correre, come giudice di linea. Il ginocchio parte alla prima. Tra l'altro si gioca sul veloce. Gioca sul veloce, quindi le ginocchia, già che sono belle che andate, riceverebbero ulteriore stress. Giuseppe Tagliani, un saluto dai 3 gemellini, Clara, Robby e Diego. Forza Napoli sempre. Quanto sono felice quando leggo questi messaggi. I sedili al Maradona li avrei preferiti tutti azzurri con la scritta Napoli, invece De Laurentiis ha voluto quei colori misti, una pacchianata. Non sono d'accordo, Albert, perché a me non dispiace dal punto di vista visivo, e poi soprattutto provava a replicare l'effetto Dacia Arena, dove sembra che ci sia sempre più pubblico di quanto ci sia davvero in realtà, proprio per quel fatto che ci sono dei sediolini misti che vanno a mimare il misto delle colorazioni del vestiario, ecco, delle persone. De Laurentiis voleva fare un qualcosa di simile, però incontrando comunque, devo dire la verità, con lungimiranza, con logica, quelle che erano le richieste della città rappresentate dal comune, quindi gradazioni di azzurro. Alla fine è venuto fuori un effetto che per me non è comunque niente male. Forza Napoli from Malta, scrive Warren, e noi insomma andiamo a salutare anche chi ci segue all'estero. Bello YouTube proprio per questo, no? Non soltanto per interagire, ma anche perché poi è possibile seguire la nostra trasmissione ovunque siate nel globo. Ma Osimhen 10 partite all'anno le fa? Qualcosina in più anche, dai. Con la Cremonese dovrebbe tornare, 3 convocati. In realtà ci dicono che è recuperato, però il Napoli non forza il rientro di Osimhen. Sarà ancora graduale. Secondo me a questo punto, se tanto da tanto con la Cremonese sarà tra i convocati, magari uno scampolo di partita a Cremona, per poi, perché no, tornare titolare con l'Ajax in Champions League. Ma lo dicemmo, ragazzi, il giorno dopo l'infortunio di Osimhen con il Liverpool. Il Napoli ha stilato la tabella di recupero, ma ci andrà con i piedi di piombo. Se Osimhen non è al 100%, il Napoli non lo rischia. Osimhen in questo momento è loading, lo scrisse anche lui, quindi in fase di caricamento per arrivare al 100%. Siamo a un 95, 96? Per settimana prossima dovremmo essere al 100%. Siamo stati un pizzico fortunati con il Liverpool, scrive Tore Falanga. Sei d'accordo? Ma la fortuna è elemento anche essenziale del calcio, perché no? Sì, posso anche concordare, però diciamo che il pizzico di fortuna che ci sta anche non può andare a nascondere quelli che sono i super meriti del Napoli, che quella partita l'ha vinta assolutamente per meriti propri, mettendo in evidenza anche i demeriti del Liverpool, e poi quel pizzico di fortuna che non deve mai mancare. Ci vuole sempre fortuna nel calcio, ma nella vita in generale. Su questo quindi posso essere in parte d'accordo. Sì, è stata una delle prime cose che abbiamo detto, senza voler togliere dei meriti a nessuno, ma è chiaro che per aversi una gara del genere contro il Liverpool, per fargliene 4, è chiaro che deve andare tutto bene, e magari il Liverpool non è proprio nella serata perfetta. È ovvio, ragazzi, è anche ridondante andare a ribadirlo, perché non c'è Demme. Francesco Baroni ci dà l'opportunità di ricordare che è escluso dalla lista UEFA. Esatto. A causa anche ovviamente dell'infortunio che l'ha colpito. Il tedesco, quando furono compilate le liste per la Champions, non è stato incluso, quindi oggi, pur avendo recuperato dall'infortunio che ne ha penalizzato l'inizio di stagione, non può essere convocato per la gara contro l'Ajax. DJ Ricci invece risponde: ma quale fortuna? Ragazzi, un pizzico di fortuna, perché non è il Napoli ha avuto fortuna, ha vinto per fortuna, c'è stato anche un pizzico di fortuna, ma come ho detto in italiano poco fa, quel pizzico di fortuna non va a togliere quella che è stata l'aspetto principale della vittoria, vale a dire i meriti del Napoli per la vittoria contro il Liverpool. Le due cose non si escludono a vicenda. Non è che se dico se il Napoli ha avuto un pizzico di fortuna dico il Napoli ha vinto immeritatamente. No, il Napoli ha vinto super meritatamente, c'è stato anche un pizzico di fortuna che non guasta mai.
Oggi invece quale sarà il ricco programma? Ce l'ha ricordato per certi aspetti Marco Lombardi con quello che sarà il pre e il post partita, la live reaction. Ci sarà il filo diretto questo pomeriggio? No, mi sembra di no. Perfetto, quindi ci concentriamo con quello che sarà l'occhio su Amsterdam, ampio pre e post partita e ovviamente la live reaction qui su Calcio Napoli 24 TV con Ciro Novellino. Quindi con te, ospiti. Io ci sarò domenica invece per Cremonese. Per la live reaction. Prendo un po' di pausa dalle live, anche se no tutta la giornata a vedere solo me è anche brutto, è poi stancante soprattutto. Quindi Ciro Novellino questa sera con Biagio Barone ovviamente in cabina di regia, i collegamenti da Amsterdam pre post partita, le conferenze stampa, quindi non andate via dopo la live reaction e state con noi perché sentiremo le parole dei protagonisti, mentre poi con il sottoscritto ci ritroviamo domenica per la live reaction. Domani invece come sempre poi Calcio Napoli 24 live, rassegna stampa, filo diretto, eccetera, insomma la programmazione che conoscete tutti quanti. Grazie a Riccardo Cadapano. Grazie a Vincenzo Grendino, grazie a Manuel Guardasole, bello, bellissimo, splendente all'ufficio stampa, grazie a Biagio Barone, ovviamente ad Alessandro Marrazzo, ci buttiamo dentro anche Claudio Russo, Marco Lombardi, Emanuele Bernardo, tutti qua, Bruno Galvan, Cacciola, Pasquale Caccio, Ciro Novellino, che stasera ovviamente sarà protagonista, Marco Lombardi, soprattutto la redazione Peppe Foria, ringraziamo anche i telespettatori. Alla fine sì. Giuseppe Gaudino, sono loro la parte più importante. Sono loro la parte più importante di Calcio Napoli 24 TV. Un saluto infine quindi da Vincenzo Credendino. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Buongiorno.